Una nuova sede di Agorà per ripensare un po' la politica in un momento in cui la politica sembra andare verso vie diverse ed eterogenee. Ma abbiamo avvertito l'esigenza di da Agorà far nascere anche Agorà del Popolo, che vuole essere una piazza reale e non virtuale dove la gente si avvoglia, si può incontrare per dibattere i problemi. Significa accendere i riflettori su varie tematiche e la causa scatenante di questa urgenza è stata quella di occuparci di salute. Me lo dico sempre, io sto cercando di trasformare un dolore personale in un impegno collettivo e quindi capirete bene che quando la motivazione è veramente forte non si guarda in faccia a nessuno, si va dritti per la propria strada e si cerca di dare le opportune risposte. Ci siamo resi conto, stiamo parlando ovviamente di patologie tumorali, quindi da cittadino ho il diritto-dovere di sapere perché questo incremento di malattie tumorali nella nostra provincia. Io non voglio e non mi permetterei mai creare allarmismi, però cercare di conoscere i dati, quello sì. Poi mi sono chiesta, vero è che noi siamo come provincia di Agrigento collegati con il registro tumori di Trapani, però io partendo dalla mia esperienza, io mi sono operata a Bassano del Grappa, ho fatto la chemioterapia a Palermo, la radio a Negrarre, quindi io sfuggo alla statistica dei malati tumorali di questa provincia. C'è un dato però che accomuna, ahimè, purtroppo tutti quelli che abbiamo avuto, per fortuna o hanno questo problema, che è quello del rilascio dell'esenzione tramite lo 048 dell'esenzione per patologie tumorali. Questa è una cosa che necessita tutti, quindi tutti, attraverso i medici di famiglia, ci facciamo rilasciare questo certificato. Come sapete io nella stampa, e per questo colgo l'occasione per la prima volta forse in vita mia di ringraziare ufficialmente la stampa agrigentina, che è stata sempre molto sensibile, in maniera spontanea, molto sensibile in maniera spontanea a dare voce anche attraverso la nostra associazione a chi ha avuto un problema o ha delle iniziative. È un momento, è una sorta di inizio, è una sorta di evoluzione, è un momento nuovo, così come diceva la Presidente di Agorà del Popolo. Agorà del Popolo vuole parlare ed affrontare temi che non sono semplicemente, vari temi che non sono semplicemente quelli della rappresentanza e della presenza, ma a partire da oggi ambiente e salute. Crediamo che come sempre la ricerca di un'Agorà stia alla base dell'attività anche delle persone che hanno voglia di confrontarsi con gli altri. Dopo Agorà delle Donne, questa nuova diversa associazione, che però è quasi l'evoluzione, un percorso, il dopo Agorà delle Donne non poteva che essere il dopo, chiamandolo proprio Agorà del Popolo.